Venezia si candida a tornare una capitale della nautica nella sua sede naturale, l'Arsenale. Oggi l'inaugurazione della nuova edizione di un salone sempre più all'insegna della sostenibilità. Nuova rivoluzione plateatici a Venezia. Dopo le concessioni del periodo Covid, soprintendenza e comune rivedranno i permessi premiando la qualità. Si comincia da Rialto. Continuano le polemiche sulla carenza del trasporto pubblico veneziano, in particolare in Laguna. Il PD va all'attacco del comune e indica da dove prendere i fondi. L'imbrattamento di monumenti come la chiesa del Redentore non devono solo essere repressi ma anche prevenuti. All'indomani dell'identificazione del writer parla il questore Mascio Pinto. Sono stati premiati oggi a Belluno i due poliziotti che nel marzo scorso bloccarono la folle corsa contro mano in A27 del cestista americano della Reyer Sanders. Domani si rinnova a San Nicolò del rito dello sposalizio di Venezia con il mare. Il sindaco della città di Odessa riceverà virtualmente l'anello dogale come simbolo di pace e di libertà. A Meolo il giardino di rose di un privato, Andrea Meneghel, appassionato del fiore che sboccia in questo mese. Vi raccontiamo il roseto da record che ha realizzato intorno alla sua abitazione. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano di questa edizione veneziana il giorno dell'inaugurazione al Salone Nautico, con Venezia che si candida a tornare una capitale del comparto nella sua sede naturale, quella dell'Arsenale. Dal XII al XX secolo l'Arsenale è stato il cuore dell'industria navale veneziana, un'industria spesso all'avanguardia mondiale per produzione e metodi di produzione. Una vocazione alla quale lo si intende riportare con un salone nautico che non è solo esposizione, ma iniziative a 360 gradi legate alla cultura del mare. Tornare al mare, tornare alla nautica, tornare alla cantieristica, tornare al lavoro con i piedi per terra, tornare all'uso dell'Arsenale nella sua più antica accezione. Questo è nelle corde, nel senso, nel segno di Venezia. La musica e le parole dell'inno di Mameli, eseguite dal coro del Teatro La Fenice, accompagnati poco dopo da due aeromobili di ultima generazione della Marina Militare col Gonfalone di Venezia, hanno dato vita ad una kermesse che mette in primo piano anche la sostenibilità ambientale. La sostenibilità nella nautica, per esempio, è molto importante, per esempio, non solo per ovviamente le ricadute ambientali, chiaramente, ma anche per fruire del mare nei silenzi del mare, per cui andare ad elettrico o con l'ibrido, come noi stiamo presentando. Abbiamo dei prototipi anche di foiler, c'è una grande ricerca tecnologica sulle motorizzazioni, ma anche su tutto quanto l'uso e la cultura dell'acqua. Oltre 300 imbarcazioni, di cui 250 in acqua, in tutto il bacino della Darsena Grande e dell'Arsenale di Venezia, ma anche nel bacino medio. Qui dietro di me, per esempio, vedete un'infilata di grandi yacht dai 15 ai 30 metri. Venezia si candida a capitale mondiale della sostenibilità ed è una scelta significativa per una città che è tra le prime a subire i cambiamenti climatici. I veneziani, con la loro intelligenza, con la loro forza anche finanziaria, hanno spostato i fiumi e fermato il mare. Ecco, dobbiamo essere degni di questa intelligenza e di questa forza. Sposteremo ancora i fiumi e bloccheremo ancora il mare, ma non più fisicamente, ma lo faremo nell'immateriale, portando a Venezia il meglio del futuro, la più antica città del futuro. Restiamo in Laguna, ma per tutt'altra questione, perché si annuncia una nuova rivoluzione plateatici a Venezia. Dopo le concessioni del periodo Covid, sovrintendenza e comune rivedranno i permessi premiando la qualità. Si comincia da Rialto. Comune e soprintendenza si preparano a rivedere le concessioni di suolo pubblico a bar e ristoranti di Venezia città. Le ampie concessioni temporanee di plateatici arrivate con la pandemia per evitare il rischio contagio stanno per scadere e questa sarà anche l'occasione per ridisegnare sotto questo punto di vista la mappa della città, a partire da Rialto. Sotto il ponte sicuramente, proprio attaccato dove c'è la Madonnina famosa di Rialto, non ci sarà più un plateatico, immagino, insomma toglieremo. E per quanto
quanto riguarda Riva del Vin c'è un accordo con la sovrintendenza che è stato già comunicato agli operatori, che dovranno alleggerire quelle che sono le strutture e renderle meno impattanti, quindi una rivoluzione anche legata a Riva del Vin. Già autore della delibera che blocca i negozi di Paccottiglia, Costalonga intende premiare la qualità anche nella concessione dei plateatici. È un'altra impostazione del concedere i plateatici, che va nell'insegna del qualità. Se uno rispetta la città, e gli si dà il plateatico, cosa che verrà tolta nel momento in cui questo cambierà appunto la gestione o cambierà il modo di porsi. Ma all'orizzonte c'è una novità che si estende anche alle attività commerciali. Adesso io sto preparando una delibera per concedere i plateatici a tutte le attività che sono rivolte alla residenzialità, tipo che ne so, un ferramenta, un negozio di vicinato, cioè a quelli che le precedenti amministrazioni avevano tolto i plateatici per una logica, insomma non so che logica fosse. Adesso noi invece vogliamo proprio avvicinarci a chi dà offerta e chi offre servizio al cittadino, al residente, e chi fa anche una dissuasione che possa con la sua attività dissuadere al degrado. Torniamo adesso a occuparci delle problematiche del trasporto pubblico locale veneziano, soprattutto quello in Laguna, con il Partito Democratico che va all'attacco del comune e indica da dove prendere i fondi per migliorare il servizio. La situazione del trasporto pubblico a Venezia è drammatico, lo è stato in tutti questi anni di Covid, ma continua anche adesso al di fuori dello stato d'emergenza e anche col rientro e il ritorno dei turisti. L'odissea del trasporto pubblico a Venezia torna in primo piano con l'arrivo dell'estate e di un flusso turistico che sta inesorabilmente risalendo ai livelli delle folle del periodo prepandemico. Il Partito Democratico denuncia una situazione critica, le cui vittime più gravi sono le isole, proprio i territori che non hanno alternative. La Giudecca, per esempio, continua a essere fortemente penalizzata sia di giorno ma anche la sera. La questione relativa alla linea 2 che non continua fino al Lido, questa è un'assurdità inaccettabile. A Murano e a Burano ci sono code infinite, a Murano c'è anche il problema dell'assenza della priority e a Burano anche lì ci sono code infinite che non sono state potenziate le linee relative. Non è questione di mancanza di soldi, dice Sambo, le scelte sono politiche, non solo perché quando si è trattato di decidere come spendere l'avanzo di bilancio lo si è indirizzato quasi totalmente verso il Bosco dello Sport di Tessera, ma anche perché ci sarebbero altri fondi da cui attingere. C'è una quota che negli ultimi 2 anni era stata destinata al trasporto pubblico, che è la cosiddetta quota Zappalorto, che di fatto si pagano con le tariffe dei biglietti, che viene trasferita normalmente al Comune. Questi 2 anni il Comune aveva rinunciato, anche su nostra pressione, dandoli ad ACTV e ad AVM, quest'anno ha deciso di trattenerli. Ecco, questi soldi invece che provengono proprio dagli utenti dovrebbero invece tornare ad AVM per poter potenziare le corse. Sicurezza e decoro. L'imbrattamento di monumenti come la Chiesa del Redentore non devono essere solo repressi ma anche prevenuti. All'indomani dell'identificazione del writer parla il questore di Venezia, Mascio Pinto. Sentiamolo. La tutela di Venezia non è soltanto un problema di ordine e sicurezza pubblica, ma deve diventare proprio un problema culturale del territorio. È un ragionamento ampio, quello del questore di Venezia Maurizio Mascio Pinto, all'indomani delle dichiarazioni alla stampa del writer di Bolzano, individuato dalle forze dell'ordine come autore del murale sulla facciata della Basilica del Redentore alla Giudecca. Il fatto che il giovane abbia parlato di semplici colori su un muro o di un atto che non è vandalico ma provocazione artistica apre, al di là della denuncia per danneggiamento aggravato, una riflessione di carattere culturale. Colui che ha compiuto il gesto trova delle giustificazioni artistiche e allora perché non coinvolgere nel dibattito anche gli artisti? Cioè, perché se da loro stessi viene tracciata la linea Maginot verso la quale si può superare o non superare il limite, questo diventa una condivisione culturale condivisa. Le innumerevoli telecamere di videosorveglianza diffuse in città fanno capire quanto Venezia sia tenuta sotto controllo, ma al di là della repressione, atti del genere possono essere prevenuti, è il pensiero del questore Mascio Pinto, solo attraverso una vasta opera di sensibilizzazione.
La libertà di manifestare è garantita dalla Costituzione, ma il limite a manifestare deve stare proprio nella storia e nella cultura di questa città. Quindi quando parliamo di rispettare Venezia non deve essere soltanto finalizzata magari al numero degli accessi o alla circolazione, deve essere una tutela complessiva. E a proposito di sicurezza, ordine pubblico, sono stati premiati questa mattina a Belluno, poco prima della partenza della tappa del Giro d'Italia, 2 poliziotti che nel marzo scorso, lo ricorderete, bloccarono la folle corsa contromano in A27 del cestista dell'Umana Reyer, poi licenziato Victor Sanders. Nel giorno del tappone dolomitico, in una piazza dei Martiri colorata di rosa come non mai, c'è stato un applauso anche per loro. Marco Levis e Fabrizio Intini, i 2 ispettori capo della Polizia di Stato che il 30 marzo scorso in A27 tra Mogliano e Conegliano bloccarono l'auto guidata in contromano da Victor Sanders, cestista americano dell'Umana Reyer, che dopo quell'episodio era stato licenziato dalla squadra. L'atleta, guardia della formazione Oro-Granata, aveva giocato la sera prima la gara vittoriosa di Eurocup della Reyer contro il Patrasso, aveva quindi festeggiato in un bar di Mestre rendendosi protagonista di un'accesissima lite fermata solo dall'arrivo dei carabinieri, poi la folle corsa contromano in A27 per ben 40 km nel panico generale, immediato l'intervento dei poliziotti che non solo tentarono ogni manovra per fermarlo, ma misero in sicurezza con una safety car il tratto. La corsa del giocatore era poi finita contro un guardrail all'altezza di Conegliano, una reazione pronta che ha ricevuto il plauso del questore di Belluno. La sicurezza è qualcosa che va affrontata in maniera sistematica e quindi il sistema sicurezza funziona allora quando ci sono dei colleghi che sono in grado in circostanze particolari di mettere in campo le loro capacità. Il 27enne era stato poi trovato positivo all'alcol test e nella sua auto era stata recuperata anche della droga. Da qui un rosario di contestazioni, 4 denunce, una serie di infrazioni al codice della strada che prevedono sanzioni per una cifra complessiva che varia tra i 20 e i 30.000 euro. Di certo una notte brava che senza l'intervento degli ispettori Levis e Intini poteva finire peggio. Dopo la segnalazione da parte delle ditte di nuovi problemi al cantiere che sta realizzando le barriere mobili per proteggere la cattedrale di San Marco, il primo procuratore Tesserin esprime tutto il suo sconcerto e lancia un nuovo appello. Il rischio di un nuovo stop preoccupa tutti e parecchio. La Basilica di San Marco non può continuare così. Non vorrei che si perdesse il significato che ieri l'altro, uscendo da un concerto che avevamo fatto in Basilica di San Marco, ci siamo trovati le acque alte. Non acque alte a 100, 110, 120, un'acqua alta ai limiti del 90, eppure per poter uscire abbiamo dovuto fare tutto il giro della piazza di San Marco perché l'acqua alta c'era. Le notizie di altri problemi burocratici segnalati dalle imprese che stanno lavorando per realizzare le barriere mobili provvisorie per proteggere la Basilica di San Marco dall'acqua alta creano sconcerto nel primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. Non riusciamo a capire perché dopo oltre 2 anni di attesa di poter sperare che la Basilica sia messa in condizioni di poter continuare ad operare, si sta pensando a ulteriormente impedire la prosecuzione dei lavori. Intanto la Basilica continua a finire sott'acqua e a subire danni incalcolabili. Ogni giorno che passa i danni alla Basilica aumentano. Non è che i danni che avevamo per le acque alte del 12 di novembre del 2019 poi si siano fermati. Nonostante tutti i lavori che noi stiamo portando avanti in Basilica, i nostri pavimenti, i nostri mosaici, le nostre pareti sono in una condizione devastata. E a proposito di simboli veneziani, si rinnova domani a San Nicolò il rito dello sposalizio di Venezia con il mare e il sindaco della città di Odessa, la città ucraina martoriata, riceverà virtualmente l'anello dogale come simbolo di pace e di libertà.
Domani Venezia rinnoverà nello specchio d'acqua antistante a San Nicolò, davanti al Lido di Venezia, lo sposalizio con il mare durante la festa della Sensa, il tradizionale appuntamento con cui la città rivive la millenaria storia della Serenissima Repubblica e il suo rapporto indissolubile con l'acqua. Oltre al sindaco di Venezia, saranno ospiti i primi cittadini delle 6 città capoluogo di provincia del Veneto. La città di Venezia si prepara a festeggiare la festa della Sensa, lo sposalizio con il mare. Questa festa è molto sentita a Venezia e in tutto l'estuario. Partiranno appunto, grazie al coordinamento delle remiere, le imbarcazioni classiche da San Marco verso l'isola del Lido di Venezia, dove poi ci sarà proprio la cerimonia ufficiale con il lancio dell'anello e delle colonne d'alloro in mare. Quest'anno sarà la città di Odessa, su volontà del sindaco Brugnaro, a ricevere l'anello dogale del gemellaggio adriatico, che verrà restituito dalle 6 città capoluogo venete, cui era stato consegnato nel 2021 per le celebrazioni dei 1600 anni di Venezia. Il programma della giornata prevede ai giardinetti reali la consegna dell'anello alle 9:30, alle 10 la partenza del corteo acqueo delle remiere. Intorno alle 10:30 è previsto il rito dello sposalizio con il mare, mentre alle 11:15 nella chiesa di San Nicolò ci sarà la messa presieduta dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Nel corso della giornata non mancheranno le regate. Questa festa poi proseguirà anche con dei piccoli eventi in città, a Lido di Venezia e in tutto l'estuario. Quindi un grazie di cuore a tutti quelli che parteciperanno a questa festa della Sensa 2022. E domani alle 7 in punto da Quarto d'Altino partirà un particolare pellegrinaggio diretto in Germania e rigorosamente in bici all'insegna della pace. È un pellegrinaggio in bici di Amici in Bici della parrocchia di Chevredi Olmi, che partirà domani da Altino per percorrere tutta la via Claudio Augusta, questa antica via romana che collegava la pianura padana con il nord della Germania. 6 giorni in bici tra Quarto d'Altino e la città tedesca di Augusta, 752 chilometri per parlare di pace e solidarietà. Poche ore ancora inizierà l'avventura senza confini di 7 ciclisti, tutti parrocchiani di Olmi e Cavriè. A dettare tempi e obiettivi è lo stesso Don Edi. Il primo è di vivere un'esperienza di amicizia, il secondo quello di conoscere la figura del Beato Erico che l'ha percorsa, venendo da Bolzano fino ai nostri territori, ma soprattutto quello di portare di nuovo in evidenza l'articolo 13 della Costituzione dei diritti dell'uomo per la libertà di movimento dei popoli e soprattutto raccogliere fondi per aiutare delle famiglie in difficoltà, italiane e non, e famiglie ucraine che stiamo ospitando qui sul nostro territorio. E tra i partecipanti c'è il giusto entusiasmo, un mix di fede, sport, partecipazione. Siamo pronti, l'esperienza è un'esperienza bella, bellissima, abbiamo già provato un'esperienza del genere. Staremo a vedere cosa succederà lungo il percorso, quali persone conosceremo e con cui parleremo. Sarà una bella scoperta, una bella avventura. La dotazione varia e ognuno ha il suo compito. Francesco e Pierluigi sono gli accompagnatori autisti. Oltre a fare l'autista darò anche da mangiare a questi ciclisti. Penso che sarò necessario più che... Questa è una botticella che a ogni tappa ci saranno degli biglietti da inserire dentro con dei pensieri. Poi quando arriviamo qua li apriamo e li faremo vedere alla comunità. Per sostenere l'iniziativa basta consultare i social della parrocchia di Olmi Cavriè. Spero che tanti si sentano davvero di correre con noi. Noi chiediamo simpaticamente €1 a chilometro, che non è tanto, ma vi assicuro questo fa girare il cuore, lo fa girare da Dio. In tempi di caro carburante poi €1 a chilometro. Rispetto a quello che costa conviene. Domenica 5 giugno ad Amalfi, il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, ci sarà ovviamente anche Venezia, ma c'è già una polemica. Una richiesta di €90.000 per trasmettere la diretta del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare sulla RAI, una proposta che ha fatto andare su tutte le furie il delegato del sindaco alle tradizioni Giovanni Giusto. Se volete la diretta servono €90.000. Incredibile, direi
veramente offensiva, dal momento che dobbiamo ricordare che la RAI non è una televisione privata ma pubblica, e dare una risposta del genere in un evento che raccoglie l'intera nazione attraverso Venezia, Genova, Pisa al centro e Amalfi al sud sicuramente delude molto, anzi direi che umilia. Quest'anno, oltre alla sfida tra i galeoni delle antiche 4 repubbliche marinarie, domenica 5 giugno, su un campo di gara lungo 2000 metri, ci sarà anche un'importante novità. Il Comitato Generale ha approvato all'unanimità l'istituzione di una nuova gara, sempre su galeoni con equipaggio misto, con donne e non più di 4 uomini, sulla distanza di 1000 metri, in programma sabato 4 giugno. Un evento mai accaduto prima nella storia del palio, che strizza l'occhio all'emisfero femminile, simbolo di sforzo e intraprendenza. Per la città di Venezia l'equipaggio sarà costituito da sole donne, atlete del team Università Veneziane, CUS Venezia e dell'Università di Padova. Venezia quest'anno, per la prima volta nella storia del palio, parteciperà con un equipaggio completamente femminile. Quest'anno, grazie a un sistema di regolamento, abbiamo visto una scappatoia dove viene dichiarato il massimo della presenza maschile, ma non di quella femminile. Venezia correrà con il galeone verde veneziano, ma attinto con una sfumatura di rosa. Quindi faremo la storia sicuramente. Adesso a Meolo per raccontarvi di un giardino davvero straordinario. E nel 2000 ci è stato regalato una rosa, e da quella rosa regalata ho comprato la prima, che era la Rimosa, e dopo la Cocte, Martin Guillot, e da là ho circa 700 piante, 450 tipi, e ogni anno inserisco piante nuove. Una passione nata quando era ancora ragazzino, ma esplosa 22 anni fa, quella di Andrea Meneghel per le rose, e ora il suo giardino è un meraviglioso profluvio di colori e profumi. Uno spazio che nel mese di maggio apre per un paio di domeniche l'anno, perché non solo la sua famiglia, ma anche i visitatori che arrivano da più o meno lontano possano riempirsi gli occhi di questo spettacolo. Per 2 anni qua con la pandemia meno gente, però ogni anno circa 700-800 persone che vengono a vedere il mio giardino, anche da lontano, dall'Emilia, dalla Toscana, dai Friuli, gente anche che proprio che sa di rose, gente che proprio sa di rose, architetti paesaggisti. Piante che Meneghel ricerca con attenzione, che ordina e aspetta anche mesi se non anni, ognuna con proprie peculiarità. Una magari ama più il sole, una ama più l'ombra, una ha il profumo, una ha 35 petali, l'altra ne ha 45, l'altra ne ha 100, cioè, insomma sono tutte diverse, Tutte hanno la sua bellezza, tutte hanno la sua immagine, non si può descrivere l'emozione che io provo adesso su questo periodo qua a maggio, perché è una cosa fantastica. Una passione che prima coltivava conciliandola con il lavoro, ma a cui ora dedica tutto il tempo, essendo da un paio d'anni in pensione. Quando si fa i lavori bisogna farli, non è perché è domenica si lascia là, non è un sopramobile, bisogna sempre curarla. 365 giorni all'anno bisogna andare via per le rose, non è la lascio là. No, il giardino deve essere sempre in ordine 12 mesi l'anno. Ci vuole tanta passione. Chiudiamo quindi in bellezza questa edizione di Venezia. È davvero tutto adesso, le previsioni del tempo. Buona serata. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Pontestella al Borgo, a Casale sul Sile. Benvenuti al Meteo. L'ultima domenica del mese sarà caratterizzata da una residua instabilità e ancora da un clima piuttosto fresco per il periodo. Vediamo il dettaglio del 29 maggio. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso con ultimi acquazzoni. Andrà meglio invece con il passare delle ore, dove sarà più asciutto e a tratti anche soleggiato.
Temperature in lieve ulteriore calo, minime tra 10 e 14 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui giornata decisamente fresca, con cielo in genere poco nuvoloso e bora moderata in pianura. A Trieste potrebbe essere anche forte con raffiche sui 100 km/h. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime sui 19 e 22 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, qualche pioggia in mattinata anche qui, a seguire ampie parentesi soleggiate. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 21 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Pontestella al Borgo, a Casale sul Sile.